mi goccia pa. Il fattore che aveva di fianco mia nipote, cioè no, non so cosa che aveva fatto. Le hanno comunicato in qualche modo questo aumento così importante? No, no, Non è arrivata nessuna comunicazione. no, nessuna, mai avuto comunicazione. Lei ce la fa a pagare questa bolletta, signora Maria? Chiedo a volte perché ho avuto anche l'anno scorso un aumento, ma non così alto, un terzo. E ho chiesto la Rateizzazione. rateizzazione. Lei vive della sua pensione. E se 600 euro e rotti. Adesso che cosa spera che succeda per questa bolletta, signora? Spero che si metta una mano al cuore perché non, una cifra così alta non so come che si possa pagarla. E lei sa che ci sono tante altre persone anziane che hanno ricevuto questo prezzo, queste bollette. Pensa che sia una cosa giusta? No, no perché le persone anziane non è che abbiano una pensione alta, così lì va a tirare i soldi, non si tira tutti i soldi che si versa. Ci ha messo la faccia. È importante per noi che sia qui lei oggi. È stato difficile però venire qui oggi. Sì. Sì, mi sento un po', insomma, mettere a faccia è dura.